lettere dicono che bisognava chiudere la Pisana, cioè le due lettere dicono che si chiude la Pisana, non che si chiude Palmanova, si chiude la Pisana. Avete deciso a questo punto che la Tisana andava invece aperta e si chiudeva Palmanova, quindi avete fatto una decisione non su dati oggettivi, su numeri che dicevano chiudiamo Palmanova e apriamo la Tisana perché i numeri sono dalla parte della Tisana, i numeri sono dalla parte di Palmanova, e avete deciso politicamente, in piena scienza e coscienza, di fare il contrario. Ci sta? Avete vinto le elezioni, avete detto che in campagna elettorale che aprivate la Tisana, avete aperto la Tisana, però l'avete fatto non sulla base di queste due lettere. Queste due lettere sono quelle che vi dicono ci sono dei problemi, ma non ci sono dei problemi a Palmanova, ci sono dei problemi alla Tisana, e quindi sulle due lettere che davano i problemi alla Tisana avete deciso di aprire la Tisana e chiudere Palmanova. E questa scelta di andare in norma, l'avete detto questa mattina, è per evitare qualunque tipo di contenzioso rispetto al TAR. Punto. Giusto per dirlo in aula e per lasciarlo agli atti.